Allora, adesso quello che dobbiamo decidere è come finirla, giusto? Tu cosa ne pensi? Sì, si potrebbe finire con cera, con Savondò, oppure secondo me, essendo un effetto a marmo, il ipervetro potrebbe essere la scelta giusta perché riesce a dare la profondità, quindi diciamo, a completare il lavoro che è stato fatto. Ok. Quindi io la vedo, questa parete è finita, già si vede che potrebbe anche essere lasciata così, perché è totalmente traspirante, però è giusto proteggerla, no? Quindi con la cera gli diamo un certo tipo di protezione, diventa idrorepellente, naturalissima e traspirante, quindi avremmo un marmo totalmente traspirante come è in natura, no? Ma noi qui vogliamo andare oltre perché vogliamo fare anche una protezione veramente duratura, possiamo vederlo in, che ne so, in una hall di un albergo, quindi dobbiamo iperproteggerlo e allora mettiamo ipervetro. In questo caso per mettere ipervetro dobbiamo però prima prepararlo e quindi diamo una mano o due mani di vetro diluito 1,8, quindi 8 parti di acqua, una parte di vetro, in modo che blocca completamente dall'interno, quindi diventa totalmente impermeabile la parete. Siamo ritornati, la parete è asciutta, vetro ha fatto il suo dovere, non si vede perché era molto diluito, adesso, visto che siamo esagerati, vogliamo mettere, ci piace esagerare, mettiamo ipervetro su questa meraviglia di marmo. Ipervetro è qua che ci guarda e che ci aspetta. Ecco qua, abbiamo le due lattine, questa è la componente liquida che si mescola dentro la componente solida. Puoi partire, Massimo, che prepariamo il prodotto per l'applicazione. Questo prodotto, ricordiamo, una resina epossidica, bicomponente, che possiamo usare per almeno un'ora, quindi adesso lui la mescola, poi per un'ora la può tranquillamente applicare. Adesso vediamo come. Ecco, adesso è ben mescolata. Di solito ci vogliono almeno 3 minuti per mescolarla molto bene. È importante questa fase perché le due componenti messe assieme cominciano a catalizzare, quindi a creare quella reazione chimica che poi dà quell'effetto totalmente trasparente e vetroso e quella solidità che ci permette di applicare il prodotto in verticale. Direi che adesso è pronta, possiamo partire con l'applicazione, vediamo. Spettacolare, ti vedo proprio che il tuo riflesso appare come passi la spatola, è incredibile, bellissimo. No, comunque bisogna darlo un pochino abbondante che scivola meglio, lo senti come Sì, suona bene, bello silenzioso. sì, in effetti il suono può essere anche un'indicazione di quanto materiale mettere, quindi sulla spatola. Perfetto. Ecco, poi per quanto riguarda i consumi, qua lo vedo, quello lì è 1 litro e credo che questi saranno 8 o 9 metri quadri. Penso che con 1 litro ne avanzerà ancora un bel po', quindi possiamo dirlo su una parete liscia come questa
il consumo è sicuramente superiore a 10 metri quadri per mano. Ovviamente se facessimo un prodotto, un muro più a rilievo come una pietra spaccata o addirittura uno zen, lì i consumi salgono radicalmente perché dobbiamo andare a riempire le fessure. Quindi per esempio con zen, con 1 litro si possono fare 4 metri quadri con una mano. Quindi dipende dal tipo di superficie che andiamo a proteggere, a finire. Comunque veramente questa parete è emozionante, bravo, bravissimo Massimo. Mamma mia, uno specchio questo ipervetro, incredibile. No, a parte gli scherzi, veramente adesso, cosa dici Massimo? Fine del mondo, eh? Sì, adesso abbiamo un problema con i vetrai. Esatto. Facciamo Ieri con il con i Marmisi. con i vetrai. Oggi con i vetrai è un problema. No, comunque niente, qui abbiamo dato una mano, ci siamo accorti che vale la pena darlo un po' abbondante, che scivola meglio, si può dare la seconda mano e proprio uno avesse fatto un danno, si può sempre poi carteggiare e riprendere in una seconda fase. A questo punto abbiamo finito, giusto? Sì, il lavoro è completato, quindi speriamo possa essere, ecco, l'obiettivo possa rimanere quello di essere utile a qualcuno che possa stimolare a tutti i pittori creativi qualcosina di positivo, possa essere d'aiuto appunto come stimolo. Bene, andare in questa direzione sempre di maggiore creatività per cogliere questa rivoluzione del momento, di questa decorazione, di questa voglia di fare cose un po' particolari. Naturalmente sempre con segui il tuo Segui il tuo istinto. istinto. Perfetto. Grazie a tutti, se ci avete seguito fin qua e appunto speriamo che possiate fare degli ottimi lavori con questo prodotto.